Buongiorno da Sicilia, 24 i titoli del nostro telegiornale. Catania ha cominciato ieri il processo di appello a Martina Patti, condannata per l'omicidio della figlia Elena, quasi 5 anni, uccisa con un'arma da taglio nel 2022. Annunciate dichiarazioni spontanee dell'imputata. Catania, tentata estorsione a ditta di spedizioni, 4 arresti, dirigente dell'azienda di trasporti minacciato per aver interrotto i rapporti con una ditta di facchinaggio. Matteo Messina Denaro, arrestata l'ennesima amica, amante e favoreggiatrice, a incastrarla anche la gelosia della maestra Laura Bonafede, già condannata. Palermo, bimbo di 4 anni morto dopo lo schianto con la minimoto, emergono responsabilità dei genitori, sotto accusa il padre dall'omesso controllo fino all'omicidio colposo. Catania, i sacchi di rifiuti abbandonati per strada, rimossi in fretta e furia alla vista delle telecamere. Il calcio, il riposo forzato in campionato permette al Catania di preparare al meglio la trasferta di Potenza e pianificare il lavoro in vista dei play-off. Bentrovati, uccise la figlia, finse il sequestro. Ricordiamo il caso drammatico dell'uccisione della piccola Elena. Ieri è iniziato il processo d'appello a Martina Patti e gli avvocati hanno annunciato dichiarazioni spontanee dell'imputata nella prossima udienza a maggio. Il servizio. Prima udienza ieri davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catania del processo di secondo grado a Martina Patti, la 26enne che in primo grado è stata condannata a 30 anni per l'omicidio della figlia Elena di quasi 5 anni, uccisa con un'arma da taglio nel giugno del 2022 e seppellita in un campo vicino a casa a Mascalucia. La donna è imputata per omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. I suoi legali, gli avvocati Gabriele Celesti e Tommaso Tamburino, hanno annunciato che la donna, che ieri era collegata in videoconferenza, vorrebbe fare delle dichiarazioni spontanee. Per i legali un punto importante sarà la definizione del movente, non emerso in primo grado perché Martina Patti ha confessato il delitto ma non ne ha spiegato il motivo. Posto che non è stato individuato un movente singolo, un movente che da solo spieghi il comportamento di Martina, ma tutta una serie di fattori scatenanti, quelli che la Corte ha definito come la scaturigine della condotta di Martina. Esistono vari fattori che hanno portato Martina a compiere questo gesto, fattori che ovviamente si sono realizzati e manifestati in una mente in quel momento offuscata dalla grave depressione. I nonni paterni e il padre della piccola vittima si sono costituiti parte civile. La donna avrebbe ucciso la bambina nel luogo del ritrovamento, un campo abbandonato vicino a casa, e poi ne avrebbe finto il sequestro all'uscita dall'asilo. La Corte ha disposto il trasferimento dell'imputata in aula per la prossima udienza fissata per il 14 maggio. La polizia di Catania ha arrestato 4 persone per tentata estorsione aggravata da metodo mafioso nei confronti di una ditta di spedizioni. Sentiamo Simona Mazzone. Tentata estorsione con metodo mafioso è l'accusa con cui i poliziotti della squadra mobile di Catania hanno arrestato 4 persone. Si tratta di Filippo Intelisano, Luigi Calabretta, Francesco Coppola e Virgilio Papotto. Le indagini sono partite dalla denuncia di un dirigente della società di spedizioni BRT. Dopo l'interruzione dei rapporti commerciali tra la società e la Gifra SRL, azienda locale addetta allo svolgimento di attività di facchinaggio nel capoluogo etneo, 2 dipendenti di quest'ultima lo hanno portato in casa di Intelisano, all'epoca sottoposto ai domiciliari per avere spiegazioni. Sebbene non rivestisse formalmente alcuna carica societaria, l'uomo ha minacciato il dirigente di gravi ritorsioni all'azienda di spedizioni e agli amministratori, qualora i rapporti economici non fossero proseguiti regolarmente. Gli inquirenti nel corso delle indagini hanno appurato che il pregiudicato è figlio di Giuseppe Intelisano, storico appartenente alla compagine mafiosa Santa Paola Ercolano, e che Luigi Calabretta e Francesco Coppola, coloro che hanno accompagnato il dirigente in casa sua, sono cognati di Intelisano e dipendenti della Gifra. Dalle indagini sono emersi anche gravi indizi su reiterate pressioni intimidatorie e minacce gravi da parte di Virgilio Papotto, cognato di Giuseppe Intelisano e amministratore di fatto della ditta di facchinaggio, nei confronti dei rappresentanti locali dell'impresa di spedizione, per ottenere la revoca della risoluzione del contratto di appalto di servizi stipulato o in alternativa la corresponsione alla società di una somma di denaro a titolo di indennità di buonuscita
uscita, con richieste per appalti in altre regioni italiane. I 4 indagati sono stati arrestati e condotti in carcere. Il Tribunale di Caltanissetta ha condannato 2 persone per estorsione aggravata da metodo mafioso e autoriciclaggio, vittima un imprenditore che ha trovato il coraggio di denunciare. Il servizio di Rita Cinardi. 12 e 8 anni di carcere sono le condanne emesse dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti rispettivamente dei nisseni Giuseppe Dell'Asta e Giovan Battista Vincitore, accusati di aver estorto soldi ad un imprenditore edile allo scopo di mantenere i detenuti in carcere, imprenditore che aveva dovuto sborsare 75.000 euro nell'arco di 15 mesi, fino a quando ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri. Da lì era scattato il blitz che nel novembre 2023 ha portato all'arresto di Dell'Asta, a cui era stata notificata la misura cautelare in carcere, e a quello di Giovan Battista Vincitore, che avrebbe messo a disposizione il conto corrente. Dell'Asta, già condannato poco più di 8 anni fa per le stesse accuse, in passato è stato sospettato di essere il boss della famiglia nissena di Cosa Nostra. Secondo la ricostruzione dell'accusa, sarebbe stato proprio lui in prima persona ad occuparsi delle estorsioni nei confronti dell'imprenditore nisseno. Giovan Battista Vincitore avrebbe fatto invece da cassiere. A lui, attraverso la sua ditta, sarebbero finiti i bonifici per lavori inesistenti, che in realtà sarebbero stati i pagamenti di pizzo da parte dell'imprenditore estorto. Alle richieste dell'accusa si erano rifatte le parti civili, l'imprenditore edile che sarebbe stato taglieggiato, il fratello, il comune di Caltanissetta e l'associazione Rete per la Legalità Sicilia. Riservano nuove sorprese. Le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, infatti spunta l'ennesima amante favoreggiatrice che è stata arrestata. Ad incastrarla anche la gelosia dell'amante storica del boss. Ma sentiamo Lorena Dolci. Amante, ma anche postina, staffetta e fiancheggiatrice. Spunta una nuova donna nella rete che ha coperto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Lei è Floriana Calcagno, 50 anni, professoressa di matematica in un liceo di Mazzara del Vallo, la donna che ha accompagnato il boss negli ultimi mesi di vita. Eccoli nei frame dei filmati di videosorveglianza, insieme in macchina o mentre escono a scaglioni per non farsi notare. Una frequentazione che sfugge agli inquirenti, ma non agli occhi furiosi dell'altra amante di Messina Denaro. È la maestra Laura Bonafede che con le sue lettere infuocate di gelosia conferma la relazione con quella che chiama con vari soprannomi: Endica, Pacchina, Sbrighisi, come quando riferiva di averla vista uscire dal covo del latitante, dritta come un palo e con una Louis Vuitton sicuramente regalata da te, scriveva al boss. Regali borse come un distintivo, sbottava. Amante, ma non solo. Per la DDA che ha chiesto e ottenuto l'arresto per favoreggiamento, Floriana Calcagno avrebbe avuto un ruolo decisivo anche nella logistica, come per la consegna di qualcosa di importante. Dall'estate del 2022, quando la malattia del boss si aggrava, i due conducono una vita quasi normale. Lui la preleva a scuola, passano la giornata fuori, vanno al ristorante. Non convince la difesa della donna che qualche giorno dopo l'arresto del boss si presenta ai magistrati dichiarando che per lei quello era il medico in pensione. Floriana Calcagno, infatti, è la nipote di un capomafia, Francesco Luppino. Per i magistrati, dato il contesto familiare, non poteva non sapere la vera identità dell'amico. A Palermo è ancora da chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita al piccolo Thomas, 4 anni, schiantatosi contro un muro su una minimoto. La relazione della polizia municipale però potrebbe portare una incriminazione per i genitori. Manlio Viola. Rischia un'imputazione che potrà andare dall'omesso controllo fino all'omicidio colposo. Il padre del piccolo Thomas Viviano, morto a 4 anni dopo quasi 5 giorni di agonia, dopo essersi schiantato con una minimoto contro un muro nel quartiere palermitano di Bocca di Falco. La relazione della polizia municipale non lascia molti dubbi sulla presenza di responsabilità oggettiva da parte dei genitori. La minimoto non poteva essere accesa dal bambino autonomamente, dunque c'è stato un adulto nelle prime fasi della vicenda a mettere il mezzo nelle condizioni di circolare. Sulla stessa minimoto erano state montate rotelle laterali del tipo usato nelle biciclette per l'infanzia per insegnare ai bambini l'equilibrio sulla bicicletta, rotelle non previste certamente per un mezzo del genere. Ancora, la minimoto non poteva circolare su strada, quindi nella migliore delle ipotesi c'è comunque l'omesso controllo sul minore da parte della famiglia. Intanto è stata restituita alla famiglia la salma del piccolo Thomas, morto all'ospedale dei bambini dopo vari tentativi di salvarlo. Il tutto per organizzare i funerali che dovrebbero tenersi in questi giorni. La notifica ufficiale dell'atto di imputazione potrebbe arrivare soltanto domani o addirittura mercoledì, dopo la celebrazione delle esequie.
Alle agenzie un uomo di 68 anni è stato arrestato a Messina dalla polizia per atti persecutori nei confronti della nuora. Secondo quanto accertato da diversi mesi, il suocero si appostava davanti al negozio di proprietà della donna e con fare sempre più aggressivo le rivolgeva delle frasi ingiuriose, minacciandola anche di morte, spingendo poi la donna a contattare il 112. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato 2 palermitani e sequestrato una piantagione di cannabis indoor di 250 piante. I militari hanno individuato una villetta isolata nelle campagne di Carini con un grande fabbricato. Sono stati utilizzati i droni per riprendere l'area e accertare la presenza della coltivazione. Scoperta una piantagione, come dicevamo, di 250 piante di cannabis in vasi dell'altezza di 1,60 m ciascuna. L'impianto di illuminazione era allacciato alla rete in modo abusivo per un danno di 30.000 euro. E adesso un agente delle volanti della questura di Catania è stato ferito al volto con un colpo di taglierino da un uomo, un pregiudicato straniero, durante un controllo a Catania. Gli agenti hanno fermato l'uomo e quando gli hanno chiesto i documenti lui ha estratto un taglierino e colpito i poliziotti al viso. Cambiamo decisamente argomento e andiamo all'approvazione da parte della Giunta regionale della finanziaria bis della Regione, che vale quasi 50 milioni di euro. Misure per le imprese siciliane che rischiano di essere colpite dai dazi di Trump, soldi per interventi urgenti alle dighe che riforniscono l'agricoltura nella Sicilia occidentale, soldi anche per gli aumenti delle tariffe sanitarie, per il contrasto alla povertà anche nel 2025 e un fondo di rotazione per aiutare gli enti locali nella predisposizione dei progetti per le opere pubbliche. Vale quasi 50 milioni di euro la finanziaria bis della regione siciliana, che è stata approvata dalla Giunta regionale di governo. Il documento verrà adesso trasmesso all'Ars, dove dovrà essere analizzato da tutte le commissioni di merito prima del voto in commissione bilancio e infine dovrà approdare a Sala d'Ercole per essere approvato definitivamente. La maggioranza punta ad arrivare ad un'approvazione della manovrina entro il mese di giugno. Non ci sono norme mancia, mentre il sostegno alle imprese contro i dazi è stato suddiviso in 2 fasce, 2.600.000 euro nel 2025, altri 6 nel 2026. Ancora 5 milioni per le dighe, altri 5 per il contrasto alla povertà, 15 milioni e mezzo per la progettazione delle opere pubbliche. La Giunta ha poi dato il via libera allo schema di avviso pubblico per iniziative di rilevanza sociale, sociosanitaria, culturale, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Sicilia e dell'economia locale. Si tratta di 5 milioni di euro messi a disposizione già dalla legge di stabilità e che attendevano il decreto attuativo. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, senza regole, senza controlli. L'emergenza rifiuti a Catania scaturisce anche dal malcostume. In Viale Vittorio Veneto sacchi di immondizia rimossi in fretta e furia mentre si realizzava questo servizio che vi mostriamo. Tonino De Mana. Prima, durante e dopo. 3 scatti ed una certezza. A Catania l'anarchia si può sconfiggere soltanto con la repressione, ovvero facendo i controlli e conseguentemente multando. Le belle parole, gli inviti ad una città più pulita e le campagne anti-inciviltà non servono a niente. E la prova diretta e tangibile arriva da Viale Vittorio Veneto, trasformato in una discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni tipo lasciati davanti ad abitazioni e negozi. È all'altezza della scuola elementare Rapisardi che si consuma lo scempio. Decine di colombe banchettano tra resti di cibo, in bella mostra cornetti e brioche, sotto lo sguardo indignato e disgustato dei passanti. Mentre realizziamo un'intervista c'è chi li rimuove. Perché sta rimuovendo questi rifiuti? Perché ci sono state lamentele lì sotto. Ma li avete messi voi? No, questo non glielo so dire. Come? Non glielo so dire. E perché lei adesso di sua volontà li sta raccogliendo? No, io ho parlato di là e mi hanno detto di raccoglierlo. Chi gliel'ha detto? Le persone che lavorano là dentro, perché si stanno lamentando. Sacchetti dentro, altri sacchetti e via di corsa per toglierli ed evitare probabilmente una sanzione.
In pochi attimi è tutto pulito. È servita una telecamera, non quella della videosorveglianza, ma la nostra, per riportare ordine e decoro. Segno evidente che con maggiori controlli e un po' di attenzione tutto può essere risolto. Mentre realizzavamo l'intervista, qualcuno ha preso i sacchi e li ha rimossi. Evidentemente ha capito di aver sbagliato. Ma perché non lo facevano prima? L'umido non si butta il lunedì, c'è la giornata preposta per buttare l'umido. Pertanto qual è il problema? Se poi non lo raccolgono, c'è il numero verde di Gema, chiamano e lo vengono a raccogliere, come il cartone. È tutto regolare, qua invece si cerca di creare sempre più problemi a questa benedetta zona della città. Montagne di spazzatura invadono le vie Milano, D'Annunzio e Scamacca, dove i marciapiedi sono quasi off limits. E ieri a Palazzo degli Elefanti a Catania la presentazione della 17ª edizione di Un gol per la solidarietà. Star della TV, dello sport e del giornalismo nazionale scenderanno in campo per dire no al bullismo. L'appuntamento è il 30 aprile allo Stadio Massimino. Il servizio di Desire Ferlito. Tutto pronto per l'evento dell'anno. Catania si prepara ad accogliere un ricchissimo parterre di stelle della TV italiana, artisti, volti storici dello sport e personaggi di spicco del giornalismo che scenderanno in campo per la 17ª edizione di Un gol per la solidarietà, quest'anno per alzare la voce contro il bullismo. Abbiamo già fatto alcuni incontri proprio con Luca Napoli in alcune scuole, perché fare informazione è il primo step per una lotta efficace contro tutte le forme di cyberbullismo e soprattutto quelle più gravi. Un evento ormai riconosciuto a livello nazionale vede la città protagonista, una Catania che aiuta Catania, forte è il messaggio sociale dell'evento ideato da Luca Napoli, importante il fine benefico. Come lo scorso anno, parte dell'incasso derivato dalla vendita dei biglietti, già sold out da diverse settimane, sarà destinato alla Caritas diocesana. Ricordarsi di tutte le varie marginalità e a favore di queste, anno dopo anno, cercare di creare risorse che si adattino. Prevista sugli spalti la presenza di 18.000 spettatori. Saranno i giovani insieme a tantissime famiglie a riempire gli spalti del Massimino il 30 aprile. L'importante messaggio di Un gol per la solidarietà anche quest'anno è rivolto a loro. È una festa per loro, vengono volentieri e hanno la voglia di dire noi siamo catanesi, perché Catania comunque fare 18.000 spettatori oggi in Italia con un evento del genere non si è mai visto negli ultimi 10 anni per questi eventi di beneficenza. Il primo match sarà arbitrato dal 19enne Diego Alfonsetti, il giovane arbitro vittima della vile aggressione avvenuta nel corso di una partita di calcio tra under 17, un episodio di inaudita violenza che ha caratterizzato le cronache nazionali. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi il calcio. Siamo al calcio con il Catania che prepara una settimana diversa dal solito. I rossazzurri infatti riposeranno nel prossimo turno e guardano le avversarie dirette, mentre la società approfitterà della sosta per dare un contorno al futuro. Marco Carli. Una pausa di lavoro e con l'obiettivo ben chiaro per la squadra, innanzitutto, che non giocherà nel penultimo turno di campionato, ma che non vuole perdere quello che è stato seminato finora, soprattutto in trasferta, ma anche per recuperare un ultimo importante tassello, Guglielmotti, ovviamente in vista di un graduale reinserimento. La prestazione a cava di Inglese, soprattutto in avvio di partita, fa capire che il lavoro svolto per portare l'attaccante alla migliore condizione in avvio di playoff sembra giusto. Con un ulteriore recupero la rosa sarebbe quasi al completo, in vista dell'ultima partita di stagione regolare a Potenza, dove tornerà Di Tacchio mentre sarà assente Quaini per squalifica. A proposito dei lucani, sia loro che il Benevento hanno vinto, il Potenza con la Casertana facendo fra parentesi un favore anche al Messina, i Sanniti invece in casa del Cerignola avvicinando ulteriormente l'Avellino alla promozione diretta. Potenza e Benevento si piazzano a un punto dagli etnei nella corsa playoff, ma avranno una partita in più con i lucani prima a Latina e poi appunto in casa col Catania, e i campani col Trapani e poi a Giuliano. Tabelle che al momento hanno fatto Toscano preoccupato più che altro di portare la squadra in clima playoff sia per condizione che per mentalità. La pausa servirà anche alla proprietà, come detto nei giorni scorsi, con la situazione Torre del Grifo, che sarà d'attualità probabilmente subito dopo l'asta, e con il DG Zarbano, che dovrebbe diventare ufficiale dopo Pasqua. Pausa importante dunque per tutti i settori del club. Il Catania prova a farsi trovare pronto per i playoff e per il futuro. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Il telegiornale tornerà alle 14. Adesso vi lascio alla rassegna stampa curata da Angelo Gagliano.